Rieccoci ritornati in studio, vi voglio ricordare che la trasmissione Penalty va in onda in diretta ogni domenica a partire dalle 19:30, lo scorso anno eravamo in onda a partire dalle 19, quest'anno invece la nostra trasmissione inizia alle 19:30, siamo in replica comunque nello stesso orario dello scorso anno, cioè alle ore 23 e poi in replica lunedì mattina a partire dalle 8:30. Campionato di promozione lo facciamo subito con i risultati del girone C. A Pedara, Atletico Pedara, comprensorio Normanno 1-1. Giarre Calcio, Real Aci 2-0. A Pachino, Pachino Sport Club Palazzolo 0-2. A Siracusa, Rari Nantes Real Avola 2-2. A Lentini, Sicula Leonzio, Agiria Nissoria 5-0. Sporting Battiati, Aci San Filippo 1-0. A Troina, Troina Sporting Priolo 0-1, riposa Atletico Catania. Vincono quasi tutte le squadre di testa, tranne il comprensorio Normanno che pareggia comunque fuori casa a Pedara. Abbiamo sempre in testa la squadra giarrese e le distanze sono anche abbastanza già considerevoli, anche se io credo che questo girone sia ancora apertissimo per il risultato finale. Guardiamo la classifica completa. Giarre Calcio 36 punti, comprensorio Normanno 28, Sicula Leonzio 27, Sporting Priolo 24, Sporting Battiati, Club Palazzolo 23 punti, Real Aci 22, Atletico Catania, Pachino 19, Aci San Filippo
probabilmente qualcuno di loro ha segnato. Sono tanti. Ribera 54, ho detto bene, cioè, cosa c'entra in questo campionato di Ribera, come volendo anche il Giarre? Sì, ma esattamente la stessa cosa di prima. Ribera l'anno scorso era in Serie D Interregionale, sì, e si porta quella mentalità vincente, Un quel pubblico, una pubblico forza. importante. Quindi sicuramente non avrà Però mi sorge spontanea una problemi. domanda, cioè tu hai fatto l'anno scorso l'interregionale, non hai potuto continuare un campionato così importante, ti sei iscritto al campionato di promozione, cioè perché tutto questo? Io credo che un'altra società sicuramente hanno preso in mano altri imprenditori della zona, sicuramente, quella di prima. L'imprenditoria diventa fondamentale per il proseguo dei campionati importanti. Assolutamente, non è più come prima, Non è più quando- come prima, giusto. negli anni passati. Quindi no. È chiaro, è chiaro. Comunque Ribera indubbiamente una Ribera, spada sì, sopra gli altri. credo che il Canicattì io faccio il tifo per il Canicattì, che c'è Giovanni Falsone, che è stato il mio salutiamo. mister, e il Biscaric e Nicola Dolce, che è stato anche lui il mio mister, quindi Sì. gli auguro a tutti e due, uno di salvarsi, Mitico perché Nicola Dolce, anche è una il bellissima penultimo in parentesi a questo Giarre. Canicattì può tornare tra i playoff sicuramente. E bagarre soprattutto per i playoff comunque a questo Per come punto. la no? classifica, Altro- sì. Beh, la storia del Ribera fa la differenza. Mi stranizza il San Michele di Ganzeria, che l'anno scorso c'eravamo nel girone in prima categoria, la San Michelese, perché effettivamente dai progetti che avevo l'anno scorso si pensava che volessero scalare. E invece? Invece sta facendo fatica, Arrancano l'investimento un po'. dell'anno scorso probabilmente è stato pesante per vincere il campionato di prima categoria. Per chiudere questo girone, io la domanda cattiva la devo fare anche a voi. Scigli che insomma dopo 4 rinunce praticamente viene esclusa dal campionato. Scigli, una squadra importante, vecchia tradizione, è una realtà che insomma vive una provincia ricca, tra virgolette, quella ragusana. Il Che Ragusano succede, è Alfio? purtroppo, Dispiace. sì, bisogna vedere anche lì che tempi di programmazione ci sono stati, che progetti c'erano. Purtroppo si vivono spesso alcune realtà che sembra all'inizio che parti in una certa In una maniera e poi dopo... nomi anche di paesi abbastanza importanti e poi non si sa che succede. Che poi tra l'altro la provincia di Ragusa soffre, no? Modica, Ragusa- Il Ragusa Molise, stesso, Vittoria. il Ragusa stesso, il Vittoria hanno sistemato qualcosa la settimana scorsa Sì. con altri imprenditori. Ha salvata Claudio la mattina, tengo a precisarle questa Il cosa. Ragusa era partito con, non lo so, dovevano ammazzare il E invece campionato, poi alla fine... 1000 stranieri dentro il campo. Però Luca, questo Scili che si ferma, la cosa è- dispiace La cosa che proprio. dispiace è che lo Sciclo è partito male dall'inizio, cioè, ad agosto già si sapeva. Già si sapeva che non La avrebbe Lega, neanche- la Lega sapeva di questo fatto qui. ma credo che la Lega vuole anche numeri e lo quindi so, deve fare iniziare i magari campionati. ripescava un'altra squadra a favore dello Sarebbe Sciclo. stato un po' meglio, no? Così il campionato non si sarebbe neanche falsato. Sì, tra sì, l'altro. si è falsato completamente. È vero, è vero. Va bene, abbiamo chiuso col campionato di promozione, i nostri ospiti rimangono qui perché adesso parleremo della prima categoria. Salutiamo il nostro Ciccio Lametta, come al solito sempre preciso, bravo, complimenti. Ad Augusta so che stai andando fortissimo, ti seguono in tantissimi. Speriamo. Settimana prossima qualcuno dell'Augusta. Sì, in proveremo a contattare qualcuno del Megara anche perché Augusta. questo Augusta sta andando molto bene, il Megara Augusta, Sì. perché poi lì anche ad Augusta c'è una doppia Città realtà, di Augusta. anche questa incomprensibile perché insomma pochi Poi soldi magari per due squadre. facciamo una puntata su questo. Faremo anche una puntata. Benissimo, ringraziamo Ciccio Lametta che ritroveremo la prossima settimana. Abbiamo un'altra ennesima pausa pubblicitaria e a lanciarla naturalmente la nostra Giulia Bonaccorsi. Ci vediamo qui proprio tra pochissimi minuti. C'è la pubblicità a penalty, ci vediamo tra poco.